Il tempo vola e noi, vabbè. I pensionati sono una forte risorsa per questo Stato che tanto chiede ai suoi contribuenti. Io spererei tanto che questa lotta all'evasione porti ad un miglioramento dei servizi pubblici, ma non credo miglioreranno solo i conti dei politici, ma che credo miglioreranno solo i conti dei politici e dei loro amici. La storia mi dà conferma, Anna da Verona. E allora, siccome un altro messaggio, ma se vogliono privatizzare tutto, primo devono chiedere, secondo devono togliere i contributi dagli stipendi e dimezzare le tasse. Teoricamente sì, dice questa sarebbe una cosa giusta. Sì, però. Allora, non abbiamo veramente, dovremmo affrontarlo una prossima volta perché il tempo vola. Chiedo subito di partire con le altre slide, Lorisa Vaccari, per quanto riguarda la lotta alle mafie, la battaglia per la legalità, i campi della legalità di cui voi fate paladini perché avete Erbè in provincia di Verona. Diciamo due parole, partiamo su, eccolo qua, campi antimafia, un presidio per la legalità. Sì, ma noi siamo molto... Numeri importanti, intanto li possiamo leggere. 79 anziani veneti, solo del Veneto, che si sono avvicendati nei vari campi a livello nazionale, concentrati prevalentemente nelle regioni del sud, Sicilia, Campania, Calabria, insomma le regioni del sud. Però anche a Verona, devo dire, noi da 7 anni abbiamo questo campo, il campo di Erbè, che è un bene sequestrato a un mafioso, ovviamente, ed è gestito da Libera e da Arci, e a Verona anche quest'anno si sono alternati 30 volontari Infatti vediamo la slide successiva che ci segna i campi della legalità presenti nel nostro paese, sì prego. 30 dicevo tra pensionati e pensionate e hanno in qualche maniera insomma interagito con i ragazzi che partecipano, perché sappiamo che nei campi arrivano gruppi di ragazzi e ragazze che fanno un'esperienza di una settimana facendo dei lavori, quindi attività molto pratiche, ma soprattutto entrando nel merito e conoscendo quello che è il fenomeno mafioso. Fenomeno mafioso, vediamo la slide successiva, sì, perché è molto importante che venga compreso. In Veneto sono quasi 400 le aziende criminali presenti sul territorio e un quinto delle 1967 individuate in tutta Italia. Un quinto, sono numeri veramente da paura. E tra le attività riguardanti le lotterie, scommesse, anche commercio, edilizia, ristorazione, servizi informatici e poi naturalmente ci sono anche le agromafie. Prego. Sì, noi abbiamo fatto il 30 di ottobre a Cerea una bellissima iniziativa riunendo tutti i volontari dei campi e ascoltando i risultati di una ricerca fatta dal professor Parbonetti dell'Università di Padova, che è entrato nel merito proprio di questi aspetti, sottolineando una cosa che bisogna dire, insomma. Nel Veneto, come in buona parte del nord Italia, le persone non hanno la percezione dell'entità, della gravità dell'infiltrazione mafiosa. Infatti le indagini dicono proprio questo, non si pensa che ci possa essere. Non si pensa che da noi ci sia infiltrazione criminale, pensiamo che sia ancora una cosa del sud. Non è così, anzi forse è il contrario, perché per esempio il traffico dei rifiuti che arrivano al nord di gestione mafiosa ha dei livelli assolutamente allucinanti. Ecco qua, infatti vediamo una cartina che ci fa capire la numerosità delle aziende criminali e sono veramente impressionanti. Nel nord-est 33,6%. Ecco, poi andando anche molto velocemente, ma per capire qual è l'impatto... La slide successiva, esatto. Vediamo, l'impatto sul territorio è gravissimo, perché vuol dire, laddove c'è l'infiltrazione mafiosa, vuol dire che non ci sono regole negli appalti, vuol dire che vengono messe in circolo una quantità di denaro illegale che va a falsare poi tutti anche i rapporti, no, rispetto a chi fa le cose regolarmente. Quindi c'è un doppio danno. C'è un doppio danno perché la mafia non produce benessere o ricchezza per il territorio, è una cosa per se stessa, diciamo, aumentare la ricchezza e aumentare il grado di infiltrazione. Con un'organizzazione capillare, nel senso che hanno una serie di
tipologie aziendali, adesso la taglio giù a fette larghe. Vediamo l'ultima slide nel frattempo, che per così cui ce la sono in mettiamo in grado onda. di garantire tutta una filiera, garantiscono nell'edilizia per esempio, garantiscono l'intera filiera o nell'agroalimentare, tagliando fuori quella parte di economia sana che farebbe invece il successo, il benessere di un territorio. Assolutamente. Battuta di chiusura. Una battuta. Non siamo alle infiltrazioni. No, sono proprio radicate. Siamo al radicamento, Sì. E prima se ne prende coscienza, consapevolezza, prima si affronta. C'è ancora troppa sottovalutazione, in particolare anche dalle associazioni imprenditoriali. Non possono più ignorare che questo non sia un problema radicato nel nostro territorio. Il Veneto è la lavatrice dei soldi recuperati illegalmente. Veneto e anche Lombardia, Veneto e purtroppo. Lombardia, Nelle regioni più ricche. nelle regioni più ricche, indubbiamente. Dove ci sono i soldi. Ecco, i campi della legalità aiutano a far cultura, rapidissima, che siamo in chiusura. Diffondono questo tipo non solo di informazioni, ma anche cercano di far capire ai giovani quanto sia importante capire questo fenomeno. Che ciascuno di noi insomma faccia la propria parte per arrestare questo fenomeno. Grazie mille di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i messaggi. Come sempre la puntata poi la potete trovare in replica anche sul web. Per avere informazioni e sistemare la vostra pensione chiamate le sedi dello CGIL presenti nella nostra regione, in tutti i territori comunali e provinciali. Buon proseguimento, alla prossima.